Recuperare e valorizzare il paesaggio veneto promuovendo anche il turismo sostenibile e le attività culturali. È l'obiettivo di un nuovo progetto promosso dalla Regione Veneto che vede protagonisti itinerari che testimoniano fede e tradizione religiosa delle comunità locali. I percorsi scelti sono 4: la grande erogazione sull'altopiano di Asiago nel Vicentino, la via dei Papi nel Bellunese, gli itinerari della fede nella veronese Valpolicella e il cammino di Sant'Antonio nel Padovano. Proprio nella cittadina dove parte quest'ultimo tragitto, Campo San Piero, è stata inaugurata una mostra itinerante dedicata alla spiegazione delle peculiarità dei 4 cammini di fede. Questo pellegrinaggio nasce da quell'antico episodio in cui Sant'Antonio, trovandosi a Campo San Piero il 13 giugno del 1231, si sente male, sente la morte avvicinarsi e chiede di essere riportato a Padova, al convento dove lui solitamente abitava. I frati lo caricano su un carro con i buoi e dietro arrivano tutti i contadini, la gente con un corteo. Da allora sempre c'è questa tradizione di recarsi al santo in pellegrinaggio. Abbiamo preso questi 3 milioni di euro che nascevano da sanzioni a persone che hanno fatto qualcosa che non va e finalmente spesi bene, secondo me. Spesi per recuperare il paesaggio, il territorio, per recuperarlo in tutto il Veneto, perché si parte, come si diceva, dalla Valpolicella e si arriva al Santo, per la via dei Papi a Belluno, per le erogazioni dell'altopiano di Asiago, recuperando percorsi che sono fortemente densi di emotività, ma che hanno anche nel paesaggio e nel territorio la loro valenza e importanza. 25 chilometri da percorrere a piedi, di notte in 6-7 ore. Il cammino di Sant'Antonio è un tragitto che tra la fine di maggio e l'inizio di giugno ha coinvolto ogni anno migliaia di pellegrini, specie giovani. Mi pare che oggi più che mai c'è l'esigenza dell'uomo in una società frammentata e di fermarsi, riflettere, cogliere dalle grandi spiritualità del nostro tempo e anche del passato quelli che sono le coordinate anche di un cammino umano e spirituale. Queste mi sembrano le cose principali. L'interesse per questo tipo di esperienze cresce di anno in anno ed è trasversale, coinvolgendo fedeli di tutte le età. Abbiamo una crescita che nasce dai dati senza bisogno di aver fatto una sola struttura. Facciamo una struttura d'appoggio che sia segnaletica, che sia la voglia di fare facile percorso per attrarre ulteriori, certamente fedeli, ma che diventino anche dei fruitori del territorio. Percorsi belli, cito uno che ci riguarda, il percorso di Sant'Antonio, che consente la camminata anche di sera da Campo San Piero a Padova, in un percorso protetto, con illuminazione dal basso, cioè non i classici lampioni ma illuminazione a terra, quindi una sorta di percorso garantito e sicuro. Credo sia una bella idea che presentiamo ovviamente con volontà regionale d'intesa con i comuni, altro ragionamento fatto con i territori, e confidiamo sul fatto che sia un successo. Le tradizioni e la cultura sacra diventano così un ulteriore punto di forza per incrementare lo sviluppo dei flussi turistici motivati da interessi religiosi in Veneto, che con i suoi 62 milioni di presenze all'anno è la prima regione turistica italiana. Tradizione perché guarda al passato, con la storia, con l'emotività, ma la voglia di futuro. Se è vero che il turismo e che la cultura dicono in qualche modo il petrolio del Veneto per il futuro, noi dobbiamo creare le condizioni perché ciò sia. E allora invece che qualcuno vada da qualche altra parte in giro per il mondo per in qualche modo immergersi nella fede, perché non recuperare i nostri valori, la nostra storia? Quindi paesaggio, quindi turismo, quindi territorio, quindi cultura, quindi creare quell'offerta che è utile a creare anche economia. Quindi attorno a una buona volontà che nasce dalla fede, anche una prospettiva che è quella un pezzetto di economia nuova sul turismo del Veneto per il futuro.